Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo giorno in cui c'è ancora da parlare a lungo purtroppo della tragedia di Suviana. Sappiamo che l'esplosione alla centrale idroelettrica sull'Appennino bolognese ha avuto delle conseguenze tragiche anche per il Veneto purtroppo. Allora ci sono un disperso, un ingegnere padovano che ancora purtroppo insieme agli altri 4 che si stanno cercando non è ancora stato individuato all'interno della centrale. Vedete le immagini dei vigili del fuoco che stanno lavorando dalla prima ora insieme a molte altre squadre, alle forze dell'ordine, a esperti, sommozzatori per cercare di rintracciare chi è rimasto all'interno della struttura. E poi ci sono 2 feriti, uno padovano, uno veneziano, entrambi in serie condizioni. Allora, per fare il punto su quelle che sono le ricadute per la nostra regione che vive ore di angoscia naturalmente per quello che sta accadendo in Emilia-Romagna, noi ci colleghiamo in diretta con il nostro Federico Fusetti che si trova a Ponte San Nicolò, che poi è il paese d'origine di uno delle persone di cui vi ho parlato, del tecnico che risulta ancora disperso. Federico insieme ad Andrea Benetti per farci il punto della situazione. A te Federico, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, punto della situazione da qui, da Ponte San Nicolò, perché il padovano è coinvolto con 2 persone. Come dicevi, di Ponte San Nicolò è Adriano Scandellari di 58 anni che risulta ancora disperso, e di Noventa Padovana invece è Stefano Bellabona, 55 anni, che è ferito, ricoverato in gravi condizioni ma stabili a quanto pare in Emilia Romagna. Quindi c'è questa situazione che coinvolge il padovano. Però a proposito di feriti, citavi anche un ferito veneziano. Si tratta di Sandro Busetto, tecnico dell'Enel di 59 anni. Perché lo cito? Perché c'è una dichiarazione della moglie che è arrivata da poco. La moglie dice: mio marito ha ustioni in tutto il corpo, vedremo e capiremo com'è andata, non so spiegarmelo e non ho ancora avuto informazioni dirette e precise sull'accaduto. Credo che l'esplosione sia stata una terribile disgrazia dovuta a chissà cosa. Purtroppo per il momento non sappiamo nulla, l'azienda non ci ha dato informazioni. Questa è l'intervista rilasciata dalla moglie di Sandro Busetto, come dicevo, che è ricoverato in prognosi riservata al centro ustioni dell'ospedale di Pisa. L'altro ferito che citavamo è appunto di Noventa Padovana, è Stefano Bellabona. Questa mattina Valentina Visentin e Andrea Benetti sono stati a Noventa e hanno raccolto le dichiarazioni dei familiari e quindi andiamo insieme a sentirle. Chiara, moglie di Stefano Bellabona, ingegnere padovano rimasto ferito nell'esplosione della centrale elettrica sommersa di Bargi sotto il lago di Suviana nel Bolognese, è molto provata, è in partenza per Parma dove è ricoverato il marito. Le condizioni del 54enne professionista sono gravi ma stabili, come conferma il fratello Fabio, con cui condivide la gestione della ditta Impel System di Noventa Padovana. La situazione è seria, non è tragica da quello che ci dicono i medici, ma è seria. Allo stato attuale è ricoverato a Parma, è in terapia intensiva, ha ustioni sul 45% del corpo, però le condizioni generali che ci dicono in termini di lesioni interne, di cuore, pressione eccetera, sono stazionarie e quello che aspettiamo è che si mantengano stazionarie per quanto possibile per le prossime 72 ore. La preoccupazione è tanta per Stefano, coinvolto mentre si trovava in profondità, come l'altro ingegnere padovano Adriano Scandellari, che invece è ancora disperso. Mi permetto di esprimere che come purtroppo siamo addolorati per quello che è successo a Stefano, lo siamo altrettanto per quelli che non ci sono più e per le persone che stanno soffrendo perché hanno subito situazioni analoghe a quelle di Stefano e per quelli che ancora non sono stati trovati. E voglio esprimere la mia massima vicinanza in questo momento alle famiglie di tutte queste persone, perché purtroppo non c'è dato di metterci in contatto con loro, quasi tutti li conoscevamo anche personalmente, quindi purtroppo è doppiamente dolorosa la cosa.
C'è un altro padovano purtroppo coinvolto che è disperso, voi lo conoscevate per caso? Sì, l'abbiamo incontrato più volte. Stefano lo conosceva, lavoravano spalla a spalla. E Stefano lavorava lì da fine settembre. Nel momento dell'esplosione nella centrale idroelettrica era al lavoro un team di grandi professionisti e in queste ore di attesa per le sorti di feriti dispersi non manca la volontà di sapere cosa sia accaduto. Era una squadra bellissima, lavorava molto bene, tutti grandi professionisti, posso dire. Purtroppo cercheremo di capire nel seguito, qualcuno ce lo dirà, ci spiegherà, ci farà capire. Cercheremo di capire anche noi nel dettaglio cosa è successo, ovviamente essendo molto competenti in riguardo, quindi possiamo comprenderlo molto bene. Il sindaco di Noventa Padovana, comune dove Stefano Bellabona vive e lavora, esprime vicinanza alla famiglia. Ci conosciamo perché portavamo i figli agli scout e quindi ci conosciamo abbastanza bene. Sì, gli siamo molto vicini alla famiglia in questo momento, soprattutto alla moglie Chiara. È incredibile che nel 2024 possano succedere ancora degli incidenti del genere sul lavoro, cioè, è veramente inaccettabile. È un segno evidente che dobbiamo ancora fare molto come istituzioni. Tra i dispersi c'è Adriano Scandellari di Ponte San Nicolò e proprio a Ponte San Nicolò siamo davanti alla chiesa dove qualche fedele sta recitando il rosario. Ecco Federico, non so se mi senti. Nella speranza davvero. Federico, scusami, ti interrompo Sì. un attimo perché l'agenzia ANSA ha battuto una notizia qualche istante fa che dice che è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di uno dei 4 dispersi nella strage di Suviana. La vittima, la quarta dunque individuata, non è ancora stata estratta. Hai sentito? Questa è Ilaria Marchiori, torniamo su Federico Fusetti naturalmente. Regia, se possibile, Lina. eccola qua. Mi senti? Eccoti, adesso sei tornato in onda tu Federico, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Allora, purtroppo è stato individuato il corpo di uno degli 4 dispersi, non sappiamo chi è. Certo, c'è da attendere che venga identificato. Di sicuro i familiari di Adriano Scandellari, che è l'ingegnere di Ponte San Nicolò, sono lì a Suviana e stanno arrivando anche il sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavon, e Don Daniele Cognolato, che è il parroco della chiesa che vedete qui alle mie spalle. All'interno della chiesa in questo momento ci sono dei fedeli che stanno recitando il rosario, una preghiera proprio per il loro concittadino Adriano. Ieri sera in molti invece si sono dati appuntamento qui in chiesa. Dicevo che il sindaco e il parroco sono per strada, stanno raggiungendo i familiari di Adriano che sono lì da ieri invece e vogliono seguire da vicino le ricerche. Don Daniele vuole essere vicino ai familiari, la speranza c'è ancora, ci raccontava il sindaco questa mattina, il sindaco che era lì anche ieri, poi è tornato e questa mattina nuovamente si sta dirigendo a Bologna. La speranza è che possano aver trovato rifugio in qualche cunicolo stagno, questo avevano detto i soccorritori ieri al sindaco, e quindi un po' di speranza c'era ancora. E il sindaco ci aveva anche parlato della situazione difficile per i soccorritori, le condizioni anche di pericolo per i vigili del fuoco, e quindi insomma aveva testimoniato l'impegno enorme che c'era da parte di tutti per una soluzione positiva. Purtroppo, come ci hai appena detto Lina, uno dei dispersi invece è stato identificato e cercheremo di capire chi è. Adesso ripercorriamo con il servizio di Chiara Gaiani la parte di Ponte San Nicolò della vicenda, cioè quello che riguarda uno degli scomparsi, cioè appunto Adriano Scandellari. E con questo servizio io poi restituisco la linea allo studio a Lina.
La chiesa di Ponte San Nicolò è aperta, si prega incessantemente da ore dopo che il parroco, don Daniele Cognolato, ha diffuso nelle chat della comunità la terribile notizia. 3-4 dispersi dopo l'esplosione alla centrale idroelettrica a circa 40 metri di profondità sotto il livello dell'acqua del lago di Suviana. C'è anche Adriano Scandellari, 57 anni, quadro di Enel Green Power, maestro del lavoro dal 2023. L'ingegnere e la sua famiglia sono conosciutissimi e amati da tutta la comunità. Se questa è stata una bomba, oggi è stata una bomba ancora più forte, perché è una delle famiglie più radicate nel paese, e quindi ovviamente questa conoscenza personale ti porta ad avere una ulteriore apprensione, un'ulteriore angoscia, un'ulteriore preoccupazione. Mentre nella chiesa dedicata a San Nicolò Vescovo continuano le preghiere, nel Bolognese sono corsi il sindaco Martino Schiavonna e anche il parroco della comunità. Nella casa di Ponte San Nicolò attendono notizie la moglie di Adriano Scandellari e le 2 figlie, sorrette dal pensiero di tutti. La chiesa è aperta apposta per chi vuole andare a pregare. Certo. Per la famiglia, per le figlie, per la moglie e per lui stesso. Nato e cresciuto a Ponte San Nicolò, Adriano Scandellari e la moglie sono molto attivi per la comunità. Una persona umile, così la descrive Enrico Rinuncini, a lungo sindaco del paese. Una persona a cui tutti vogliono bene e che tutti sperano di veder tornare a casa. Ed è ricoverato nel reparto dei grandi ustionati di Pisa il tecnico veneziano rimasto ferito nell'esplosione della centrale idroelettrica di Enel Green Power. Dalla CGIL annunciano che lo sciopero che è già in programma, lo sapete, per la giornata di oggi è una giornata di cortei, di manifestazioni indette da CGIL e UIL, sarà esteso sulle 8 ore, hanno detto dalla CGIL, per i lavoratori proprio dell'Enel. Che notizie vi stanno arrivando dall'Emilia Romagna? È un disastro, un grandissimo disastro per il numero delle persone coinvolte, per la dinamica dell'infortunio. 3 morti accertati, 5 feriti e 4 dispersi. Alla sede regionale del Veneto della CGIL si seguono con apprensione i tragici sviluppi dell'esplosione alla centrale idroelettrica di Enel Green Power nel Bolognese. Uno dei dispersi, Adriano Scandellari, è del Padovano. Tra i feriti c'è il veneziano Sandro Busetto, 59enne, residente a Dorsoduro. Sembra l'unico dipendente diretto dell'Enel, anche se le notizie sono ancora frammentate. Ma appunto molto spesso questi sono lavoratori che hanno delle specializzazioni e che quindi girano per l'Italia per portare questa. Sembra ustionato grave, ma le notizie appunto sono ancora frammentate. Busetto è ricoverato nel reparto grandi ustioni dell'ospedale di Cisanello in provincia di Pisa. Credo che questo modello di sviluppo non sia più sostenibile e anche qua siamo di fronte a una situazione lavorativa di appalti, subappalti e subappalti, quindi c'è un tema più generale della sicurezza e francamente come sindacato, come CGIL non possiamo più sostenere il fatto che i morti nel lavoro siano casuali. I morti sul lavoro hanno delle responsabilità precise, vuol dire che manca la sicurezza, vuol dire sostanzialmente che manca la formazione, vuol dire che manca gli investimenti. Proprio per la sicurezza sul lavoro, CGIL e UIL hanno indetto da tempo 4 ore di sciopero per l'11 aprile, con un presidio che per l'area metropolitana di Venezia si terrà in via delle Industrie, di fronte alla sede di Confindustria. E stiamo lavorando per estendere a 8 ore lo sciopero di domani nel gruppo Enel. In tutte le province ci sono delle piazze che saranno piene di lavoratrici e lavoratori che dicono basta a queste stragi, che puntano agli infortuni zero, ma poi che appunto chiedono un cambiamento del modello di fare impresa e chiedono più equità e più valore al lavoro. Adesso ci fermiamo un attimo, poi torneremo su questo tema perché la giornata appunto è una giornata di attesa, di mobilitazioni, di aggiornamenti purtroppo da quel che arriva dalla centrale idroelettrica nel Bolognese. Andiamo a Mestre da Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio perché davvero non c'è pace per Via Giustizia, altre auto distrutte e naturalmente commercianti, artigiani della zona esasperati. Ilaria, buongiorno.
Sì, buongiorno a Tellina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nuovamente qui in via della Giustizia a Mestre perché c'è stato l'ennesimo atto vandalico da parte degli sbandati che ormai fanno da padroni in questa zona, in questa via, che tra l'altro è una via anche relativamente corta, per cui potete capire il disagio che vive ormai chi ha le attività qui. Insieme a me c'è il titolare della famosa carrozzeria moderna, il signor Paolo Favaretto, che è arrivato ormai a subire il 38esimo furto, questa volta prese di mira due auto che si trovano qui proprio al lato strada. Che cosa è successo, Paolo? Praticamente loro si lanciano pietre, giocano e le pietre sono andate a finire sulle macchine, ne hanno un Audi A4, gli hanno infranto parabrezza, specchio, danneggiato cofano parafango, e un doblò gli hanno rotto lo specchio e danneggiato la porta. Sì, ecco, parliamo di pietre di una certa dimensione. Sì, pietre che pesano quasi 1 chilo, perché giocano con queste cose, perché ieri pomeriggio li ho visti che giocavano. Purtroppo il problema è che il drop-in non li accetta tutti, questi litigano anche fra di loro, perché fanno a lite fra di loro per capire chi va dentro in drop-in, chi non va, e succedono queste cose. Però non ne possiamo più. Noi abbiamo 24 dipendenti, abbiamo avuto più di 2 milioni di euro di danni, l'assicurazione non paga più, non posso neanche più fare denuncia, se no mi cacciano fuori, dopo mi succede qualcosa, però paghiamo noi, vabbè, saranno 4.000 euro di danni, e 4.000 euro di danni paghiamo noi, alla fine chi paga? È penalizzata l'azienda, perché dopo magari fa fatica a fare un'altra cosa, assumere un altro dipendente, è una cosa tremenda. Cioè, Favaretto, mi faccia capire, fondamentalmente visti tutti i furti e tutti i danni subiti, fondamentalmente ora l'assicurazione non copre più, quindi addirittura oltre il danno alla beffa che dovete pagare voi. Sì, l'assicurazione ti caccia, perché noi siamo stati già cacciati da 2 o 3 assicurazioni per i danni che succedono, perché dopo noi denunce le facciamo e succede questo, però il problema è che bisogna riuscire a fermare sta gente. Ok, siamo vicini a una stazione, ma perché dobbiamo pagare sempre noi? Via Giustizia è più di 10 anni che paga ste cose, adesso basta, il drop-in va spostato da qua, non c'è niente da fare, bisogna portarlo via. Lei è stato anche molto chiaro in tal senso. Sì, io casomai se serve il drop-in per me oggi non apre, perché ho detto non aprite, perché lo chiudo io, e neanche domani non apriranno più, non voglio che aprano finché non risolvono, perché non possono avere 50 persone qui fuori che aspettano e ne accettano 10, o vanno dentro tutti o nessuno. Non si può fare così, perché dopo loro litigano, perché ci sono persone che hanno 100.000 problemi, e queste persone che hanno problemi non vanno curate al drop-in, vanno curate all'ospedale. Non devono portarle qua, oppure ci sono le caserme chiuse, le portino dentro le caserme. Dobbiamo risolvere questo problema, invece c'è il pulmino che gira per Mestre e le porta qua. Ma chi siamo noi? Le spazzature le portiamo tutte a casa nostra, tutte qua, perché non è possibile. La strada non viene pulita, puliamo noi, perché dietro le macchine non va a pulire nessuno, puliamo noi, paghiamo di tasca nostra. C'è anche del sangue. C'è anche del sangue per terra e non è possibile, bisogna lavare, bisogna pulire, e per fortuna ieri è piovuto, ma qui c'è di tutto per terra, devi stare attento come camminare. Dopo voglio ripetere una cosa, ci sono 160 persone che lavorano in Via Giustizia, praticamente 160 famiglie che vivono, ma vogliamo che questi qua siano licenziati? Perché col tempo questo succederà. E quindi chi ci rimette sono tutte queste persone. Io faccio un appello anche alle istituzioni, non volete farlo per me, per i miei dipendenti, fatelo per le 160 persone che lavorano, almeno per questi avete un po' di umanità, o aspettiamo che succeda qualcosa di grave perché dopo va risolto. Non trovo giusto questa cosa, bisogna risolverla, siamo cittadini uguali agli altri, basta. Questo è l'ennesimo appello, speriamo che all'indomani di questo nuovo atto vandalico che si è trovato a subire il signor Favaretto si intervenga concretamente, perché gli appelli sono stati davvero tantissimi attraverso le nostre telecamere, attraverso la stampa, appelli che si sono susseguiti negli anni e in particolare negli ultimi mesi, quindi ci si aspetta che dalla politica arrivi un segnale forte. Ringrazio Paolo Favaretto. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria. Allora, insieme alla regia, oggi ci sono Alessandro Granziere e Simone Merlo. Andiamo sull'home page del Resto del Carlino, quotidiano bolognese, che dà conto appunto dell'ultima ora delle 12:01, ritrovato il corpo di uno dei dispersi e la quarta vittima. Dopo la messa in sicurezza della centrale continuano senza sosta le ricerche dei dispersi nei livelli -8, -9, -10. Oggi c'è lo sciopero, lo ribadisce anche il Resto del Carlino, di 8 ore per protestare contro le morti sul lavoro. È stato aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo. Vedete che c'è lo sciopero generale, questa è Bologna, corteo in città col cardinale Zuppi, che abbiamo avuto ospite in un'intervista esclusiva pochi giorni fa anche sulle nostre emittenti. Presidente della CEI: fare di più per la sicurezza sul lavoro non è un lusso ma un dovere, e con la CGIL che dice: Suviana, questi sono morti di appalto. Allora, la nostra redazione di Bassano del Grappa ha realizzato insieme con il nostro Alex Giuliano una piccola inchiesta tra i cittadini su questo tema, sentito naturalmente delle morti, della sicurezza sul lavoro, una strage che non si ferma. Sentiamo. Continuano a verificarsi incidenti sul lavoro. Secondo lei cosa si dovrebbe fare? Intanto, insomma, penso che il governo deve fare sicuramente qualcosa di più, però inevitabile a volte dei incidenti. Purtroppo nel lavoro incidenti bisogna diminuirli sicuramente, bisogna che sia più attenzione da parte giustamente, come ha detto il governo, mettere gli ispettori, niente da fare, degli ispettori che controllano specialmente i cantieri edili dappertutto. Io ho lavorato 50 anni sull'officina, per fortuna non sono mai successo, e siamo in 40 anche. Però sempre attenti anche noi, prima di levare una ruota un camion sotto la cavaletta. Se c'è un ragazzo, siamo noi che diciamo, non ci sono ispettori o cosa. Noi, quelli più vecchi, sta attento, metti sotto la cavaletta, perché c'era ancora il mio vecchio padrone che diceva fermola. Loro sono quelli davanti, devono essere i capi, i più vecchi che fanno attenzione. qual è il problema secondo lei nei cantieri? Maggiori controlli e nient'altro. Maggiori controlli e paga corretta agli operai. Io presumo che c'è molto subappalto, cioè ormai le aziende grosse subappaltano i lavori a piccole aziende e lì probabilmente non ci sono i controlli adeguati, però la ditta grossa è coperta in qualche maniera, mettono le persone, gli ultimi purtroppo in pericolo e non ci sono i controlli e potrebbe essere questo un problema molto grande che una volta non esisteva. E questo potrebbe essere una delle cose da considerare e da vagliare. Una volta non vedeva controlli e nessuno si fa male. Andavano su per fuori, su per la Longarina, per fuori, e nessuno si fa male perché aveva il coso del pericolo. Se ti cominci da piccolo a vedere che c'è il pericolo, e adesso più controlli che c'è, e peggio c'è. Continueremo naturalmente ad aggiornarvi su questo fronte se avremo ulteriori novità. Intanto andiamo avanti con la cronaca di queste ore. Allora, partiamo intanto da una notizia buona che solleva. Da Villanova di Campo San Piero è stato ritrovato ieri, dopo circa 6 ore di ricerche, lo studente di 21 anni che nella mattinata era uscito dall'istituto Newton Pertini di Campo San Piero. In classe aveva lasciato cellulare e portafoglio. Subito erano state avvisate le forze dell'ordine, si era scatenato un tam tam sui social. Intorno a mezzogiorno la sua auto era stata individuata parcheggiata alla stazione di Campo San Piero. Il ragazzo in buone condizioni è stato notato intorno alle 15 di ieri pomeriggio su un treno da un passeggero che lo ha riconosciuto e ha contattato la famiglia, quindi tutto si è per fortuna risolto per il meglio. Andiamo a Padova adesso, prosegue in corte d'assise il processo a carico di Diletta Miatello, accusata della morte dei 2 genitori. Sentiamo gli aggiornamenti.
Sarà eseguita una perizia psichiatrica su Diletta Miatello, la 52enne di San Martino di Lupari, alta padovana, accusata di aver ucciso i genitori. All'udienza, in cui la Corte d'Assise di Padova lo ha stabilito, era presente proprio l'imputata, per la prima volta in aula, sempre con lo sguardo fisso davanti a sé, senza mai girarsi. Sulla perizia psichiatrica si sono trovati d'accordo tutti, avvocati della difesa, dell'accusa e della parte civile. L'aggressione avvenne il 27 dicembre 2022 nell'abitazione di 2 anziani, con il padre che sopravvisse per morire poi per la complicazione di una polmonite 2 mesi dopo, ma la figlia ha sempre negato di essere l'autrice dell'aggressione. Ora la perizia dovrà stabilire l'eventuale vizio di mente e se sia parziale o totale, una battaglia a colpi di perizie mediche con i vari consulenti impegnati ad analizzare la personalità della donna, per la quale nella prossima udienza è in programma anche un interrogatorio in aula. Falsifica la dichiarazione dei redditi per ottenere fondi Covid. Nei guai è finito un avvocato vicentino. Falsificava ricavi del suo fatturato per ottenere un maggior rimborso con i fondi Covid statali. Indagato un avvocato vicentino che avrebbe ottenuto illegalmente 25.000 euro al posto di 9.000 che gli sarebbero spettati. Il legale aveva presentato una dichiarazione dei redditi riportante dati falsi per ottenere un finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, dichiarando 116.000 euro al posto dei 36.000 effettivamente conseguiti. La Guardia di Finanza di Vicenza, dopo aver scoperto il raggiro, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per 15.000 euro disposto dal GIP del Tribunale di Vicenza. L'avvocato è indagato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Allora, apriamo la pagina sulle rapine, ce ne sono state diverse in queste ultime ore. Prima di andare ai servizi vi leggo un'agenzia che arriva da Vicenza, tentano di rapinare un automobilista, 3 arresti nella città berica, intervenuto della polizia, sospetti sulla reale sosta della vittima, 3 stranieri con precedenti arrestati per aver tentato di rapinare poco prima delle 2 un automobilista padovano di 48 anni in Campo Marzio. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione al 113 sorprendendo i 3 malviventi che avevano immobilizzato un uomo nella sua auto cercando di sottrargli qualcosa dagli abiti. I malfattori sono fuggiti alla vista della polizia e così ha fatto la vittima, che si è allontanata di gran fretta con l'auto. Macchine e malviventi sono stati però fermati da altre pattuglie, anche dai carabinieri accorsi in zona. I 3 indagati sono stati trovati in possesso di 2 grossi bastoni in ferro. La vittima ha sporto denuncia riferendo che si era fermato per un improvviso bisogno fisiologico e di essere stato accerchiato dai 3 che appunto lo hanno avvicinato. La polizia sospetta che la vittima si fosse fermata in realtà per acquistare dello stupefacente, ma tutto andrà accertato. Rapine reali o quantomeno senza risvolti sospetti sono quelle che si sono verificate ieri nella Marca Trevigiana, 2 in un pomeriggio. Spinto a terra e minacciato con un coltello è accaduto a un tabaccaio di Viale Monfenera, siamo alle porte della città, malviventi che travisati con i caschi da motociclisti hanno portato via i soldi della cassa. Il tabaccaio è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale per essere medicato. Ha subito un colpo alla testa e qualche scoriazione alle mani. La rapina è avvenuta nel primo pomeriggio. 2 malviventi travisati con caschi integrali che hanno fatto irruzione nella tabaccheria di Stefano Fanton armati con un coltello. Mentre uno teneva la vittima distesa a terra, l'altro apriva la cassa per portare via i soldi della giornata. Un bottino di circa 500 euro. Poi sono fuggiti in sella ad una moto in direzione Putte verso il centro città. L'uomo, tramortito e sotto shock, ha chiesto aiuto ad un negoziante accanto. Sembra che i banditi, un adulto ed un uomo più giovane, parlassero con accento veneto. I carabinieri hanno già acquisito le telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare i rapinatori. A soccorrerlo per primi il negoziante e la titolare di un bar di fronte. Eravamo fuori là seduti e ho visto proprio la fine, no? Quando il signore là, il Stefano, il tabaccaio, no? È uscito aggrappato di uno di loro, erano in 2, no? E l'altro aveva il motore acceso, è salito sopra e sono scappati. La donna si è subito precipitata dal tabaccaio per vedere come stava. Era in stato confusionale, normale,
non riusciva a parlare e io non pensavo fosse così, non me l'aspettavo che mi diceva che era col coltello, ha detto che aveva un coltello, era seduto, steso, no? Nelle fasi immediatamente successive alla rapina è giunto sul posto anche il cugino di Stefano Fanton, Pier Antonio Fanton, ex presidente Ater e amministratore comunale. Una rapina durata pochi minuti, scossi i cittadini. Un nostro cliente è venuto a pagare un premio e fondamentalmente ci ha accennato di aver visto del movimento, carabinieri e quant'altro, quindi siamo usciti a vedere. La barista ci spiega che ora ha paura. Un colpo messo a segno in pieno giorno, in una zona trafficata e frequentata, in una strada che non mancano le telecamere di videosorveglianza. Ora è caccia ai due rapinatori. E poche ore più tardi altra rapina in farmacia, questa volta a Paese, in piazza, la farmacia Burlini, in questo caso ad agire un uomo con in mano quella che poteva essere una pistola ricoperta da uno straccio. Si è fatto consegnare anche lui l'incasso ed è fuggito. È assurdo, cioè posto come la farmacia, non l'avrei mai immaginato, mai pensato, veramente. Mi dispiace per loro. È entrato nella farmacia con il volto coperto da una mascherina, cappello calato e occhiali da sole, in mano, avvolto con una stoffa verde, un oggetto che sembra una pistola. Attimi di paura oggi pomeriggio, poco dopo le 17, nella farmacia Burlini, nella piazza di Paese. L'uomo ha minacciato i presenti, 4 dottoresse, l'addetto al magazzino ed un paio di clienti e gridando fuori i soldi si è fatto consegnare l'incasso, poi è uscito fuggendo a piedi. Ai presenti è sembrato dall'accento che fosse uno straniero. Subito sul posto sono arrivati i carabinieri che ora conducono le indagini. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Un colpo fotocopia di quello messo a segno sabato pomeriggio a Castelfranco alla farmacia Monti di Borgo Treviso. Il rapinatore, anche in quel caso con in mano coperta da un berretto di lana quella che sembrava una pistola, era scappato con un bottino di €1.000.000. I carabinieri stanno indagando per verificare se possa trattarsi della stessa persona. Saluto e ringrazio, lo vedo già collegato in diretta, il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Senatore, è una giornata di lutto questa e ha visto anche l'angoscia che sta vivendo il Veneto. Tra i feriti dell'esplosione nel Bolognese c'è anche un cittadino veneziano, lo dico per lei appunto che è della Laguna. È una giornata di mobilitazione anche sindacale, naturalmente era già prevista per il tema della sicurezza sui posti di lavoro, acquista naturalmente un significato ancora più profondo. Sì, siamo di fronte, come avete giustamente scritto nel vostro sottotitolo, ad una strage infinita che sta colpendo il nostro paese, che drammaticamente in questi giorni ha fatto altri morti, come lei ha ricordato, feriti e per ora anche un disperso del Veneto, e non posso far altro in questa occasione che rivolgere la mia solidarietà ai feriti e alle loro famiglie, e nella speranza che le ricerche possano dare degli esiti positivi. Però credo che ancora una volta vada detto che non è sufficiente il cordoglio che abbiamo espresso anche per un ennesimo morto proprio a Mestre l'altro giorno, precipitato dal teatro Momo, ma è necessario fare di più, innanzitutto per capire cos'è avvenuto e fare fino in fondo chiarezza sulle cause di questo drammatico incidente, ma poi si tratta di intervenire per eliminare la possibilità che accadano tragedie di questo genere. Per farlo ci vogliono prevenzione, controlli, maggiore formazione e ci vogliono soprattutto delle regole che riguardano gli appalti e i subappalti che siano improntati alla sicurezza. Da questo punto di vista credo che la manifestazione che era già prevista da parte dei sindacati sia sacrosanta e ci debba essere un impegno corale di tutte le istituzioni, della politica in generale, delle forze sociali e economiche per invertire questo trend così tragico e per fare di più per garantire un sistema di sviluppo
più orientato innanzitutto alla sicurezza dei lavoratori. Certo, tante volte non è questo il caso, ma sui posti di lavoro ci sono anche tanti cittadini stranieri, senatore, e su di loro si ragiona spesso e volentieri per un potenziamento di quelle che sono così le competenze, la formazione di questi lavoratori che magari arrivano da realtà in cui non si dà altrettanto peso alle norme sulla sicurezza. Sì, è per questo che ci vogliono controlli. Naturalmente per fare i controlli ci vogliono più persone qualificate a farle, cioè più ispettori di Spisal, ci vogliono risorse che erano state assegnate in precedenza dal governo Draghi, ancora che non sempre, compreso la nostra regione Veneto, sono state utilizzate. E naturalmente ci vuole un meccanismo di controllo sui subappalti e sulla catena degli appalti in genere, come dicevo prima. Il governo Meloni ha ulteriormente allentato, i controlli da questo punto di vista. Ora spero che ci possa essere un'inversione di rotta. Per quanto riguarda il personale, la manodopera che spesso proviene da altri paesi o perché si tratta di migranti, ci vogliono i controlli e poi soprattutto, come lei ha detto, ci vuole la formazione. Io penso a un sistema di controllo del fenomeno dei migranti che possa aumentare la migrazione legale e che questi lavoratori possano venire in Italia a svolgere una manodopera come ci chiedono tutti, ma perché sono formati, perché sono in grado o perché nel loro paese hanno avuto un corso di formazione o perché venuti in Italia le istituzioni, le associazioni di categoria, gli industriali si premurano di farlo, ma si tratta di non mandare la gente a lavorare senza avere la conoscenza dei macchinari, delle dinamiche e di tutto ciò che può avvenire in un posto di lavoro. Senta, tra l'altro proprio di migranti si parla in queste ore perché questo nuovo patto europeo viene commentato da tutte le parti politiche, no? Si è trovata davvero una strada che può portare a un miglioramento in questo senso oppure non porterà a nulla secondo lei? Ma mi pare che non sia un nuovo regolamento che realizza degli obiettivi che dovevano essere di maggiore solidarietà e di maggiore cooperazione nella gestione di un fenomeno come quello migratorio. E anche le votazioni al Parlamento europeo hanno dimostrato che vari paesi e all'interno dei vari paesi diverse forze politiche hanno votato in maniera diversa, pur magari facendo riferimento ad una maggioranza. Questo è avvenuto anche in Italia tra le forze che fanno parte dell'attuale governo. Per quanto riguarda il Partito Democratico, se si può rilevare che qualche piccolo passo è stato fatto, non è stato superato quell'approccio tutto improntato sulla sicurezza, che è giusto che ci sia, ma che non può essere l'unico approccio, e infatti anche la CEI ha criticato il nuovo regolamento che comunque dovrà essere adottato dai paesi nei prossimi mesi e diciamo, secondo me il punto di fondo è che non supera il regolamento di Dublino, cioè comunque si inserisce in quella stessa direttrice. E questo è stato sempre uno dei punti più critici, perché se tu poi fai fare l'accoglienza e la sicurezza solo al primo paese, è evidente che l'Italia ha diciamo degli oneri superiori a tutto, mentre doveva essere aumentata la cooperazione a livello europeo, la solidarietà, e superato anche il regolamento di Dublino, ma la cosa non mi pare che sia avvenuta. Per questo anche in sede europea il Partito Democratico si è espresso contrariamente all'adozione di questa nuova direttiva.
Senta, per quanto riguarda proprio il Partito Democratico, ormai tutti questi temi saranno oggetto di campagna elettorale sicuramente verso le europee, ma cosa sta succedendo nel Partito Democratico? Ho la curiosità di chiederle, con il caso Puglia, diciamo, ecco qua siamo sull'home page di Repubblica, Conte a Bari per la rivoluzione in Puglia, fuori dalla giunta Emiliano l'assessora 5 Stelle Rosa Barone e tutti i consiglieri, Conte che viene in questo momento dato un po' come il terzo incomodo che insomma in questa vicenda ci sta guadagnando in tema di consensi e il PD invece, l'elettorato del PD guarda con un po' di preoccupazione a quello che sta succedendo in Puglia, o no? Ma sì, anch'io lo guardo con preoccupazione, perché poi è un fenomeno, diciamo, che riguarda la Puglia, delle notizie che riguardano la Puglia che ovviamente però colpiscono tutti i cittadini, tutti gli elettori. Poi adesso vedremo quali saranno gli effetti, soprattutto in primo luogo vedremo quale sarà il corso delle inchieste giudiziarie, e quindi non possiamo che rimetterci a quelle sperando che al più presto facciano chiarezza, e come sempre io dico dobbiamo essere garantisti, ma dobbiamo anche avere la consapevolezza che se c'è qualcuno che ha sbagliato, quando le indagini lo determineranno, è giusto che paghi un prezzo. In politica bisogna in primo luogo agire nel massimo rispetto di ovviamente tutte le leggi e le normative, ma avendo un codice personale di comportamento che sia irreprensibile. Questa è la mia opinione da sempre. Per quanto riguarda il Partito Democratico è evidente che si tratta di rafforzare quelli che sono gli anticorpi democratici rispetto ai partiti, rispetto a certi fenomeni di trasformismo che rischiano poi di magari far entrare nel Partito Democratico persone che possono avere un DNA di valori che non corrisponda alla nostra cultura politica. E quindi, al di là delle inchieste giudiziarie che vedremo, quello che c'è sicuramente da fare è di lavorare per una riforma del partito e per rafforzare, come ho detto, le regole democratiche e per aumentare anche la trasparenza nelle candidature che, come ho detto, devono essere irreprensibili. Senta, un ultimo passaggio veloce, glielo chiedo sul tema, su un tema che sta tenendo banco per la cronaca delle baby gang, il problema del disagio giovanile e anche i reati che coinvolgono ragazzi molto giovani. Dal sindaco di Treviso, presidente Anci, è arrivata la proposta di un servizio civile obbligatorio, addirittura in particolare per i ragazzi più vivaci, diciamo così. Il sindaco Possamai, pur di sinistra, ha appoggiato questa proposta. Il sottosegretario Ostellari invece in queste ore ha detto attenzione che nel decreto Caivano comunque già previsto. Cosa ne pensa? È sufficiente quello che c'è già nella normativa? Condivide questo punto di vista? Ma guardi, io penso che bisogna stare sempre molto attenti. Qui stiamo parlando di un fenomeno che riguarda giovani, che deve essere osservato, capito pienamente, che ha ragioni sociali, di integrazione. Si tratta spesso di ragazzi giovani di seconda generazione, figli di immigranti. Quindi noi dovremmo verificare tutto questo. Secondo me vanno aumentate le agenzie educative, il ruolo che può svolgere la scuola, il ruolo che possono svolgere le istituzioni e va sicuramente aumentata la capacità di integrazione perché questi fenomeni possano non avvenire. Poi certo c'è anche un'azione che può essere fatta di educazione, di reinserimento, in questo senso partecipare in qualche modo alla vita sociale attraverso corsi, attraverso momenti di volontariato o di formazione può essere utile e io credo possa servire per aumentare quella coscienza civile di cui c'è bisogno.
Benissimo, allora grazie senatore, grazie di essere stato con noi e buon lavoro come sempre. Grazie a voi, a presto. A presto al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Allora, abbiamo parlato di campagna elettorale, parliamo anche di amministrative dal territorio. Andiamo a Cassola in diretta con Monica Smiderle e Alessandro Costacurta. Cassola che supera quota 15.000 abitanti, per la prima volta il sindaco potrebbe dunque essere eletto a un ballottaggio. Oggi presentazione del candidato della lista dell'uscente. Andiamo a sentire gli aggiornamenti da Monica. Ecco, a te la linea. Buongiorno a Talina, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, Cassola supera la soglia dei 15.000 abitanti e dunque per la prima volta il sindaco potrebbe essere eletto al ballottaggio. Una campagna elettorale che entra nel vivo. Oggi la presentazione del primo candidato sindaco, Gianantonio Stangerlin, che è qua con noi, nostro ospite della lista Vivere Cassola. Aggiungo anche, dato importante, che qui a Cassola il centrodestra si presenta diviso, perché a sostenere Gianantonio Stangerlin è una coalizione trasversale che lega la Lega con il centro-sinistra. Il candidato dell'altra parte del centrodestra, ovvero di Fratelli d'Italia e Forza Italia, si presenterà domani. Si tratta del già sindaco Silvia Pasinato. Ma diamo subito la parola a Gianantonio Stangerlin. Insomma, una campagna elettorale che entra nel vivo. Va detto che voi vi presentate con questa coalizione trasversale Lega centro-sinistra sulla base di 10 anni di amministrazione. 10 anni di amministrazione qui a Cassola, assessore e vice sindaco, che insomma hanno portato dei frutti, e quindi avete deciso di ripresentarvi con la medesima alleanza. Certo. Buongiorno a tutti intanto. Sicuramente l'obiettivo nostro è quello di dare continuità all'azione amministrativa che abbiamo svolto in questi 10 anni, un'azione amministrativa centrata sulle esigenze della persona più che su valutazioni di carattere ideologico o partitico. La nostra è una lista civica e la nostra coalizione sarà una coalizione civica fondamentalmente, per cui appunto la possibilità di una trasversalità, no? Come diceva lei prima, nasce dal fatto che guardiamo in primo luogo ai programmi e alla condivisione, diciamo, di quei programmi che servono per il benessere della cittadinanza. Lei diceva, più che la politica noi mettiamo al centro la gente. Che è politica anche questa, però è una politica non basata su logiche di partito. Ecco, questo era un po' quello che volevo dire. Ci piace questo, ha funzionato, nel senso che abbiamo avuto 10 anni a nostro avviso di buon governo e vorremmo continuare in questo viatico. Ecco. Con noi c'è anche Emanuela Bertoncello, attuale vice sindaco di Cassola e vice segretario della Lega. Allora, un centrodestra che si presenta diviso. C'è stato il dialogo comunque con le altre anime del centrodestra, ovvero con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sì, abbiamo dialogato a lungo, abbiamo cercato una condivisione, un punto in comune, ma purtroppo non siamo riusciti a trovarlo. Abbiamo quindi deciso di proseguire nel progetto intrapreso 10 anni fa, progetto del buon governo, della buona amministrazione, di un'amministrazione trasparente, vicina al cittadino, che risponda alle esigenze del cittadino, e quindi abbiamo deciso di proseguire su questa strada vincente. Gianantonio Stangerlin, candidato sindaco, parlava di liste civiche. Il simbolo della Lega ci sarà? Noi siamo la Lega di Cassola, rappresentiamo la Lega di Cassola. La nostra però sarà una lista civica che riunirà tante anime diverse, di gente tesserata Lega, di giovani non tesserati Lega, uniti comunque da questo filone comunque di centrodestra, fatto appunto di idee concrete, giovani, nuove. Per quanto riguarda il simbolo faremo le valutazioni del caso. Gianantonio Stangerlin, allora parte questa nuova avventura con un comune che ha superato quota 15.000 abitanti e dunque il sindaco
potrebbe insomma essere eletto al turno di ballottaggio. Sì, potrebbe, ma non è necessario che lo sia, perché effettivamente se dovessero essere 2 i candidati non ci sarebbe ballottaggio. Ricordiamo infatti che, a parte i 2 candidati ovviamente, ma nel caso di 3 candidati verrebbe eletto al primo turno chi supera il 50% più 1 dei voti. Da Cassola è tutto, ringrazio Gian Antonio Stangerlin, ringrazio Manuela Bertoncello, restituisco la linea a te, Lina. Grazie Monica, grazie ad Alessandro Costacurta, grazie ai tuoi ospiti. Allora, noi adesso andiamo in diretta a Cassugana, dove vedo Lucio Zanato con il mito del tennis Adriano Panatta, trevigiano d'adozione, che lo aveva promesso e ha mantenuto velocemente la parola: organizzare dei corsi di difesa per le donne, fare la propria parte contro la violenza di genere. Buongiorno Lucio, buongiorno ad Adriano Panatta. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, sono con Adriano Panatta, che ha appena finito di presentare questo corso antiviolenza per le donne che verrà fatto al suo Racquet Club. Ce lo racconti un po'? È un'iniziativa che abbiamo pensato proprio alla fine dello scorso anno, di organizzare un corso di difesa personale per le donne, esclusivamente per le donne. E inizieremo proprio la settimana prossima. Abbiamo già parecchi, sarà gratis per tutte le donne di Treviso. Il comune ci supporta, ci ha dato il suo patrocinio e ci è molto vicino, l'assessorato, il sindaco, tutti quanti, e noi pensiamo di fare una cosa molto buona, perché io sono stanco di sentire tutte queste aggressioni, lasciamo perdere poi i femminicidi, che sono una cosa atroce, ma insomma ogni giorno sentiamo sempre di qualcuno che viene aggredito, qualcuna che viene aggredita. Senta, allora intanto io la ringrazio, perché abbiamo spazio per far vedere una prova pratica. Lina, così impari anche tu. Abbiamo Lina Parronetto in studio, quindi facciamo vedere tutte le donne una prova pratica. Grazie. E intanto Adriano Panatta chiamiamo invece il maestro di arti marziali. Maestro Pelloni, allora adesso noi faremo vedere una prova pratica, ce la spiega una. Facciamo così, Lina, io simulo, questo glielo dico perché lo stiamo facendo in diretta, simulo un'aggressione con microfono. Va bene. Sì, allora, dopodiché il maestro uscirà di campo, si mette vicino all'altro microfono, quindi dico a Alessandro Granzieri di alzare anche il microfono d'ambiente, così sentiremo la spiegazione con quel microfono, e invece avremo una gentile signorina che, come dire, subirà la mia aggressione, poi vedrete cosa succede. Ok, allora si metta di là, chiamiamo Antonella, qua più vicino a me, perfetto. Allora, possiamo andare? Sì, allora vediamo un aggressore che si avvicina a una ragazza, la quale mette subito le mani avanti per proteggersi da un'eventuale testata. Da qua para l'aggressione, con una ginocchiata va ai genitali e da là lei scappa. La riproviamo più velocemente? Giusto perché. Quindi, attenzione. Su, che attenzione. Protezione del viso. Da qua, via subito. Avete capito che insomma è possibile come dire, difendersi naturalmente in questione proporzionale. Tutto il resto ve lo racconteremo nel corso del telegiornale di questa sera. A te, Lina. Grazie a Lucio Zanato per la dimostrazione, a tutti quelli che hanno partecipato, ad Adriano Panatta naturalmente. Allora regia, noi andiamo adesso in pubblicità, qualche minuto, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, continuiamo con la cronaca, abbiamo terminato la prima parte, prima della pubblicità, parlando di violenza sulle donne e sul corso di autodifesa al Racquet Club di Adriano Panatta. Purtroppo aggressioni ce ne sono di continuo anche a scopo sessuale. Da Vicenza arriva una vicenda bruttissima, un cittadino della Guinea di 25 anni arrestato per violenza sessuale dalla polizia in collaborazione con i colleghi del commissariato San Paolo di Roma. Lo straniero, raggiunto da un provvedimento restrittivo della procura berica, secondo quanto accertato dagli investigatori, tra il 22 e il 23 dicembre scorsi avrebbe aggredito e sottoposto a violenza sessuale una donna. La vittima si era presentata con i genitori al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo, raccontando che quella sera aveva litigato con il compagno, allontanandosi dal locale dove i due si trovavano, e mentre rientrava a casa è stata aggredita da un giovane che l'ha costretta a un rapporto sessuale, non riuscendo a sottrarsi alla violenza e a fuggire. Gli agenti sono riusciti a risalire all'indagato, che era già stato denunciato per aver aggredito
alcuni sanitari del SUEM 118 a Vicenza e per essersi introdotto in un'abitazione reagendo all'intervento della polizia e dunque questo cittadino adesso è stato incarcerato. È chiaro che quel che è successo è in qualche modo irreparabile comunque. Allora, andiamo invece a una vicenda di tutt'altro genere che ha scombussolato anche la campagna elettorale in corso nel comune di Loria. Siamo ai confini tra la Marca Trevigiana e il Vicentino e il Padovano. Procedura di codice rosso attuata nei confronti di un assessore in carica per una serie di accuse mossegli dell'ex compagna, assessore che ha dichiarato la volontà di dimettersi. Denuncia per stalking, braccialetto elettronico, divieto di avvicinamento al di sotto dei 500 metri all'ex compagna. E quanto è stato disposto dopo l'udienza di venerdì scorso nei confronti dell'assessore del comune di Loria, con deleghe ai lavori pubblici, sport, protezione civile e partecipate, Walter Pettenon. Presunti episodi di stalking nei confronti della donna con cui il 54enne leghista aveva avuto una relazione dopo la rottura dei due, tanto che le autorità hanno avviato il codice rosso, imponendo il dispositivo per garantire l'incolumità della destinataria delle supposte molestie da parte dell'uomo. Siamo anche in un momento particolarmente sensibile, ci sono anche le elezioni. Lei parla di una strumentalizzazione politica, quindi? Un po' sì, potrei pensarlo, però mi riservo, insomma. Non c'è stato un giudizio, è solo si stanno leggendo le carte e ci sarà un processo che attesterà se sono colpevole o innocente, insomma. Pettenon parla di una strumentalizzazione politica. Intanto, in attesa delle indagini attualmente in corso, ha già preso una decisione che riguarda la sua posizione come amministratore pubblico. In accordo col sindaco ho dato anche la mia, visto che siamo imminenti ormai a fine mandato, eventualmente di rassegnare anche le dimissioni da assessore. Per il resto dopo sarà diciamo, la magistratura farà il suo corso, insomma. Le dice io sono pronto a dare le mie dimissioni? Sicuramente sì. Torniamo sulla questione delle baby gang di cui abbiamo accennato poco fa con il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, questione che si è presa la scena ieri alla festa della Polizia di Stato a Treviso, festa per il 172esimo anniversario della fondazione. Questore e prefetto si sono trovati concordi nel dire potenziati i controlli sì, ma i reati nascondono anche una questione sociale ed educativa che va affrontata su più fronti disponibili, hanno detto, a potenziare i mediatori di strada. In questa provincia ha assunto da tempo centralità il tema della sicurezza urbana, ovvero la vivibilità e la fruibilità delle città, e con il connesso fenomeno, quotidianamente agli onori della cronaca, delle baby gang. Entrano prepotentemente nella festa della polizia gli episodi che tanto allarme sociale hanno creato nell'ultimo periodo, legati a giovani e giovanissimi, protagonisti di reati veri e propri o di atti di intemperanza che preoccupano. I ragazzi di oggi hanno modalità di relazionarsi diverse probabilmente da una volta e quindi vengono sicuramente controllati, vigilati dai servizi di tutte le forze di polizia. Una cosa diversa sono i reati che possono commettere e in quel caso si agisce penalmente. I servizi di controllo della polizia sono stati incrementati del 40% e del 30% quelli di rinforzo della prevenzione crimine. 53 soggetti pericolosi per la pubblica sicurezza sono stati allontanati, ma oltre l'aspetto penale, continua il questore, c'è un fenomeno che va affrontato non solo con la repressione. Il fenomeno che affligge tanto allarma questa comunità, propriamente definibile come intemperanza giovanile, non può essere contenuto unicamente con l'azione di polizia, ma deve essere affrontato alla radice con progettualità per la diffusione nei giovani e nei adulti della cultura della legalità e del rispetto. Un aspetto condiviso dal prefetto Sidoti. È un problema culturale e sociale.
Non lo possiamo soltanto affrontare con le misure di polizia, ma con altri strumenti sui quali dobbiamo confrontarci e individuare. Le altre che sono di valore di carattere sociale e culturale sono quelle appunto di far crescere una maturità culturale in questi ragazzi. Tra le varie misure, anche il prefetto condivide la richiesta pervenuta dagli stessi ragazzi di implementare gli interventi di mediatori ed operatori di strada. C'è la massima disponibilità della prefettura a confrontarsi e mettersi a disposizione di tutti gli enti che concorrono. Ed è intervenuto nuovamente sul tema anche il sindaco Mario Conte dopo la proposta di ingaggio di mediatori di strada, di potenziamento in realtà, perché ci sono realtà già esistenti, parrocchie, ULS, per aiutare il dialogo. Abbiamo detto, il sindaco dice faremo tutto quello che è necessario per andare in supporto a questi giovani. Sono d'accordo anch'io che quando si parla di disagio giovanile, più che di parlare di sicurezza pubblica, è un tema molto sociale e i temi sociali vanno affrontati attraverso il dialogo, il confronto, l'assistenza, e quindi il tema dei mediatori di strada, di queste sorte di grandi fratelli che possono condividere con questi ragazzi le esperienze e dar loro la consapevolezza degli errori e delle scelte giuste, perché poi uno nella vita può anche scegliere di sbagliare, però deve essere consapevole che va incontro a delle responsabilità. Quindi noi stiamo già facendo un ottimo lavoro con l'assessore Tessarolo, con la conferenza dei sindaci, con l'azienda sanitaria. Tanti sono i progetti in campo sia per i ragazzi che per i genitori, però se serve incrementare per andare incontro alle esigenze dei più giovani, noi siamo pronti a farlo. Quando si parla dei nostri giovani non bisogna risparmiare e bisogna anzi mettere in campo tutto quello che possiamo fare per risolvere, quindi se serve metteremo anche i mediatori di strada. La Polizia di Stato, l'abbiamo detto, ieri ha festeggiato i 172 anni. A Padova la cerimonia si è tenuta nell'aula magna, sempre suggestiva, dell'Università. Il discorso del questore: noi attenti ai fenomeni della violenza di genere e appunto delle baby gang. Presente alla festa era anche Gino Cecchettin, il papà di Giulia, che ha premiato 2 poliziotti che si sono distinti in servizio. La morte di Giulia Cecchettin, uno spartiacque che ha segnato profondamente le coscienze e che ha contribuito a far crescere il numero delle denunce. Nell'ultimo anno sono stati 681 i codici rossi attivati, provvedimento a sostegno delle donne. È questo il dato più eclatante diffuso dal questore di Padova, Marco Dorisio, durante la festa della polizia che si è svolta nell'aula magna di Palazzo Bo. Questo dato va interpretato in senso positivo, non vuol dire che c'è un aumento dei fenomeni, vuol dire che ciò che prima era sommerso, un po' diciamo la data spartiacque, appunto quella, no, del femminicidio di Giulia Cecchettin, quindi questa maggiore consapevolezza, grazie a Giulia c'è stata questa scossa e quindi è tutto ciò che prima rimaneva sommerso adesso emerge e va interpretato sicuramente in chiave positiva. 114 avvisi orali e 171 ammonimenti nei confronti di uomini violenti sono provvedimenti che servono a salvaguardare le donne e prevenire esiti devastanti come la morte di Giulia Cecchettin. Il papà Gino era presente oggi e insieme al questore ha premiato 2 poliziotti. È stato molto importante il messaggio che ha dato il questore, penso sia detto tutto lì, quindi bisogna prestare attenzione alle sue parole e per me è stato veramente un piacere essere presente, non inaspettato, ma soprattutto è stato un piacere ascoltare il questore. Il caso di Giulia ha contribuito a sensibilizzare ulteriormente l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla violenza di genere. Questo di oggi è un riconoscimento. Abbiamo avuto prova oggi, quindi che l'impegno c'è ed è costante. Il papà di Giulia ha ascoltato, visibilmente commosso, la storia di una donna vittima di violenza seguita dalla squadra mobile di Padova, un video che ha raccontato l'impegno della polizia nel sostegno delle vittime di violenza. Ma l'impegno della polizia di Padova nell'ultimo anno si è concentrato anche nella repressione delle truffe agli anziani, sempre più frequenti e spietate, con trasfertisti che arrivano in città per derubare anziani indifesi. Cresce anche l'attenzione della polizia nei confronti delle baby gang e del cyberbullismo. L'elemento comune che purtroppo ogni volta si ripete è quello, no, dei social, cioè c'è una violenza che non ha un obiettivo, ma la violenza diventa strumento per realizzare il video appunto, no, violento, da costruirci subito una stories
stories da metterla in rete e rastrellare i cosiddetti likes. Ed è iniziata la sistemazione dei muri della fiera di Padova, imbrattati durante un atto vandalico a firma dei gruppi Novax. Proseguono le indagini per individuare gli autori dell'atto vandalico contro i muri della fiera e dello Smact Center, azienda partecipata dalle università trivenete che si occupa di transizione digitale. Un blitz in piena regola con la vernice rossa su circa i 90 metri della facciata del padiglione 7. Prima è stata presa di mira la telecamera di videosorveglianza in via Tommaseo, resa cieca e ricoperta di vernice, poi le scritte di matrice Novax con la sigla VV usata dagli attivisti che 2 anni fa imbrattarono anche la sede dell'Agenzia delle Entrate di via Turazza. Scritte contro i vaccini, attacchi al 5G, al presidente Luca Zaia, che sono state condannate dal sindaco di Padova Sergio Giordani, che parla di un atto senza senso e molto dannoso. Passato ieri, passato stamattina, sta già pulendo. È incredibile, danneggiare opere pubbliche vuol dire poi i cittadini devono spendere soldi, poi alla fine è così, non riesco a capire. Poi sono organizzati anche molti altri, per cui vuol dire non è il solito spray, vuol dire che erano proprio organizzati. Non capisco, mi rifiuto di capire e spero di non capire per tante cose di questo tipo. Ci spostiamo a Marghera adesso per la vicenda del panificio da un mese sotto sequestro e quindi chiuso. I vicini si sono lamentati dei rumori notturni, i dipendenti se ne sono andati, il futuro è incerto, grande disperazione da parte della titolare. Sentiamola. Mi avevo ripromesso di non piangere, ma vabbè. Perché qui c'è un pezzo della sua vita. Sì, 37 anni. Da un mese il panificio di via Toffoli a Marghera è chiuso, così ha deciso la Procura della Repubblica con un decreto di sequestro conservativo dopo l'esposto di alcuni vicini che si lamentavano dei rumori notturni del laboratorio gestito da Rossella Novello. È chiuso perché sforavamo i decibel di poco, ma sforavamo qualcosa per i rumori praticamente. I 6 dipendenti, tra cui i 2 figli di Rossella, si sono dimessi tutti, tra mutui, famiglie da mantenere, non potevano permettersi di attendere un'eventuale riapertura. Rossella lo sa e li capisce. Adesso i dipendenti naturalmente li ho messi in cassa integrazione e hanno trovato lavoro immediato perché loro hanno un mestiere che hanno imparato da mio marito. Intanto i residenti sono mobilitati, una raccolta firme, attestati di solidarietà, venerdì alle 18 una sorta di sit-in davanti alla serranda chiusa. Avevo tanti clienti, sì, e ultimamente poi ancora di più, perché noi lavoriamo ancora artigianalmente, non abbiamo celle, ferme a lievitazione, facciamo proprio tutto il lavoro di notte e niente, mi vogliono far aprire il laboratorio alle 6 di mattina, non si può lavorare così. Alle 6 è troppo tardi, il pane non verrebbe abbastanza buono, così come è conosciuto dai clienti. Voleva essere sentita dal giudice Rossella per spiegare il suo punto di vista, quello dei dipendenti e dei clienti. Volevo essere sentita da lui e niente, non mi ha ricevuto, sono andata anche in procura. Non mi ha ricevuto perché non può, solo gli avvocati, però i giudici devono capire anche una cosa, che devono sentire che la parte danneggiata di questo, insomma. Riaprire, nonostante le decine di migliaia di euro spesi per insonorizzare eventuali altri investimenti, non è detto che consentirebbero di rientrare nei parametri del rumore. Ho 900 euro di pensione, perché io sono già in pensione, e spero di prendere qualcosa di affitto e basta, ritirarmi. È il mio lavoro, tutte le notti. Adesso... Questa avete visto la storia che ci arriva da Marghera. Voltiamo pagina, torniamo sulla rivolta al CPR di Gradisca di Sonzo, in cui sono rimasti feriti 3 agenti, uno tra l'altro è padovano. Ci colleghiamo in diretta con la collega di Tele4 Laura Buccarella. Buongiorno Laura, che è con Gianluca Paladin sul posto. A te la linea, Laura.
Buongiorno e grazie della linea. Allora sì, ci troviamo proprio sul posto davanti al CPR di Gradisca di Sonzo, il centro per i rimpatri per migranti stranieri irregolari. Qui ieri è scoppiata l'ennesima rivolta. Un gruppetto di cittadini dell'area magrebina hanno dato in escandescenze, hanno rotto le separazioni tra le camerate che sono fatte di plexiglass, hanno lanciato nella concitazione della rivolta una di queste lastre di plexiglass contro uno degli agenti che era intervenuto, appunto come dicevi correttamente da studio, un padovano, un agente del nucleo speciale mobile di Padova che collabora con la polizia di Gorizia proprio a supporto per la gestione di questo delicato e difficile luogo e ha evitato, per fortuna è riuscito ad evitare di essere colpito in testa questo agente, ma purtroppo ha riportato una seria ferita al ginocchio, 15 punti di sutura per lui, circa 20 giorni di prognosi. Altri due colleghi, altri due agenti di Gorizia sono rimasti contusi all'interno di questa rivolta che, come dicevo prima, è l'ennesimo episodio che si verifica qui a Gradisca di Sonzo. Prima abbiamo parlato con il sindaco di Gradisca, Linda Tomasinsic, che ci ha confermato che gli episodi sono in media 3 alla settimana. Questo naturalmente è il più grave perché un agente è rimasto ferito in maniera piuttosto seria. Abbiamo visto in mattinata molti movimenti di camion di polizia, di carabinieri, dell'esercito anche, che sono entrati e poi anche usciti dal CPR di Gradisca. Probabilmente sono in corso ulteriori controlli, ulteriori verifiche per controllare appunto che sia tutto a posto e che sia tornata una situazione di normalità, che tutti i 90 trattenuti all'interno del CPR, al momento appunto sono circa 90, non abbiano magari prelevato dell'altro materiale, perché nel corso della rivolta hanno anche cercato di andare in un'area che attualmente è di cantiere, quindi per prelevare del materiale che può essere usato anche come arma impropria. Quindi questa è la situazione al CPR di Gradisca. Ci hanno riferito che l'agente ferito in modo più grave sta comunque meglio, ma in ogni caso è un episodio sicuramente gravissimo. Lo ha confermato anche il sindaco stesso, dicendo che non si può continuare a mettere a repentaglio la vita dei tanti operatori che lavorano al centro e anche di tante forze di polizia che sono qui a supporto proprio per garantire la sicurezza. Per il momento è tutto qui da Gradisca di Sonzo, vi restituisco la linea. Grazie a Laura Buccarella, Gianluca Paladin per questo collegamento. Ancora qualche istante di break, torniamo tra poco per parlare di musica. What are you doing the rest of your life? Northern, south, east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days are the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the dimes of your days all begin and end with me. Che voce magnifica, buongiorno Giuditta Franco, trevigiana, Buongiorno. Complimenti, musicista, cantante jazz, l'abbiamo sentita, e di recente vincitrice del prestigioso concorso nazionale per i giovani talenti jazz Bettinardi a Piacenza, è così? Buongiorno, sì, a febbraio scorso, a metà febbraio, c'è stata la finale di questo premio del Chicco Bettinardi a Piacenza, cui ho avuto il piacere di partecipare e di vincere. E è stata una bellissima esperienza, sì.
Giuditta, raccontaci qualcosa di te, quanti anni hai, appunto trevigiana, un percorso in quelle che chiamiamole sono un po' le realtà musicali della nostra provincia, no? Dal Manzato, poi il Conservatorio Steffani, ho visto, adesso l'Accademia. Certo, allora io ho iniziato, nasco da una famiglia musicale, mio papà è flautista e mia nonna è un soprano e ho iniziato con appunto col Manzato, poi col Liceo Musicale Giorgione a Castelfranco e poi con il Conservatorio Steffani, poi ho proseguito i miei studi in Olanda, nel Conservatorio Reale di L'Aia e adesso sono a Siena Jazz, all'Accademia, sto frequentando il biennio e sono lì adesso. Quindi mi pare di capire un background, come si dice, classico, perché adesso le ragazze con una bella voce, eccetera, magari si lanciano nei talent televisivi piuttosto che in percorsi più complessi come il tuo, no? Come mai tu hai scelto una strada di questo genere? Ma perché io sono sempre stata in un ambiente, ho sempre studiato anche la musica classica, quindi per me la musica aveva un altro tipo di valore, non qualcosa di un po' di più profondo, sempre stata interessata anche alla composizione, insomma un mondo un po' differente, quindi mi sono un po' inserita in un mondo un po' diverso, diciamo. E tutto il tuo percorso di studi si è proprio svolto in questo senso, verso la musica. La tua famiglia ti ha sostenuto in questo? Certo, facendo parte di una famiglia musicale diciamo che mi hanno sempre sostenuto, anche la mamma, il papà mi hanno sempre supportato in tutte le cose che sceglievo, insomma, ecco. Ecco, Sì, chiederei alla regia di farci sentire un altro spezzone, se possibile, di Giuditta che canta. Ecco Giuditta, vediamo, sei a Venezia, ti vediamo in giro, immaginiamo per le tue tante attività. Senti, grazie comunque per esserti collegata con noi. Aveva fatto un bel post di complimenti anche il sindaco Mario Conte, no? Quando hai vinto il concorso Bettinardi. Cosa ha significato per il tuo percorso questa vittoria da cantante? Beh, abbiamo perso Giuditta, eccoti. Ecco qua. Per me è stata una soddisfazione molto importante perché è un premio che viene assegnato ai nuovi talenti emergenti del jazz italiano, quindi è stata una soddisfazione molto grande e quindi sì, anche tra la giuria c'erano insomma degli importanti musicisti, appunto jazzisti e insomma è stato molto molto importante per me. Sì. Ecco, vediamo se la giuria ci mostra anche un momento di premiazione proprio che hai vissuto recentemente in questa immagine, eccola qua. Come proseguirà il tuo percorso, Giuditta? Quali sono i tuoi obiettivi? Beh, allora intanto finirò il mio biennio a Siena Jazz e poi sicuramente all'estero mi piacerebbe tanto proseguire i miei studi all'estero e
e poi vedremo, insomma, registrerò un altro disco perché 2 anni fa ho registrato il mio primo disco in duo con un chitarrista classico per il repertorio di musica brasiliana, e poi la scorsa estate ne abbiamo registrato un altro dedicato a un compositore francese che si chiama Michel Legrand, e quindi insomma ecco, spero di avere un altro progetto discografico a breve con il mio quartetto e con la mia musica. Noi te lo auguriamo. Allora chiederei alla regia se è possibile sentire un altro pezzettino e poi ci salutiamo. To reflect upon what might have been, the summer sky I saw reflected in the color of your eyes, but somehow I could never peel away the layer of disguise. I'm drowning now, I'm slowly sinking in a sea of blue and green, where what you are is never seen. How can anybody know you? I still hear the ringing of the church bells in the morning, the peacocks still calling out their sad and bitter warning. Davvero bellissimo sentirti cantare, Giuditta, complimenti da tutti noi. A tutti, grazie mille. Eccoti qua, ti sentiamo. Allora grazie ancora, speriamo di averti ospite di persona prossimamente e buona fortuna per il tuo percorso. Volentieri, grazie mille. Grazie a Giuditta Franco, l'avete sentita, splendida voce jazz. Allora noi continuiamo parlando di tutt'altro, lo spot delle patatine che tanto ha fatto discutere col polverone che è stato sollevato perché le patatine in questo spot sono state usate come ostie durante la comunione. L'ideatore della clip è un creativo di Monselice che ci ha spiegato il suo punto di vista. Vive tra Milano e Los Angeles, ma di tanto in tanto torna a Monselice dove è nato. È Lorenzo Marini l'autore dello spot, il divino quotidiano per una nota marca di patatine fritte, al centro di un polverone con l'AIART, Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione di ispirazione cattolica, che ne ha chiesto il blocco all'IAP, l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, perché offende la sensibilità religiosa di milioni di cattolici praticanti e sarebbe quindi blasfemo. Difende il suo lavoro Marini, che spiega come lo spot sotto accusa non sia quello andato in onda. Quello che è stato riportato è una ricerca sperimentale che abbiamo fatto. Sai, quando fai un'animazione, un montaggio, uno spot, monti diverse musiche, vedi Se sta meglio Bach, l'Ave Maria, il Pane S'Angelico, le cose pop, e quindi c'era anche questa irriverenza, no, di una possibilità di sostituire se fosse uno scherzo, ma in realtà in TV è uscito uno spot che ha la comunione, e nel momento della comunione, tra l'altro non si vede neanche la particola perché ci hanno suggerito di stare ancora più in punta di piedi in modo elegante. In quel momento della comunione c'è una in sacrestia che sta mangiando le patatine, perché la property delle patatine è la croccantezza. Dimmi se non è simpatico. Il divino quotidiano, quante volte abbiamo detto si mangia in modo divino? È un modo di dire, non è che è religioso. Tutto parte da qui. Nella versione programmata su alcune emittenti nazionali la particola non si vede. Il video incriminato faceva parte di una fase sperimentale. L'irriverenza di chi la vede. Tu ti offendi se sei permaloso. Io non credo che questo spot uscito sia riverente, credo che sia molto creativo, credo che sia molto innovativo, credo che non sia sdoganata la comunione, mentre se tu vedi uno spot di matrimonio, funerale, battesimo, va bene. Tra una settimana Marini dovrà difendersi e dimostrare il proprio punto di vista. Nel frattempo, con l'agenzia che continua a ricevere telefonate e messaggi di differente tenore, Marini difende il suo diritto alla creatività e alla libertà di espressione.
Chi davvero si è arrabbiato è Don Natalino, parroco in quel di Mestre, che ha invitato a boicottare il marchio in questione. Io ho il diritto di offendermi, ho tutto il diritto di offendermi e di andare direttamente dalla committenza che ha fatto questo prodotto, commissionato questo prodotto per puri interessi economici. Bene, io dico in pubblico, boicottiamole in tutti i modi, perché loro che fanno le cose per soldi, è sui soldi che vanno colpiti. Questo è il loro divino quotidiano e io li contesto sui soldi. La pagheranno cara. Don Natalino Bonazza, parroco di San Giuseppe in Viale San Marco e vicario foraneo di Mestre, è durissimo sullo spot di una marca di patatine che ha come protagonisti sacerdoti e suore, spot nel quale il prodotto viene dato al posto dell'ostia. Un piglio che probabilmente vorrebbe essere ironico e che invece, secondo Don Natalino, è carente persino dal punto di vista creativo. È un prodotto vecchio, nato vecchio, perché si nutre di cliché da film di cassetta anni 70 alla Lino Banfi, per dirla tutta, perché non è inclusivo, da un'immagine irrispettosa e denigratoria sia delle donne consacrate, giovani o mature che siano, sia del prete che è un rincitrullito, perché non sa distinguere particole da patatine, insomma una vera e propria presa in giro. Redattore dello spot, sul quale si è abbattuta tra l'altro la scure del comitato di controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e un pubblicitario padovano. Hai avuto modo di parlare con dei suoi parrocchiani? Se questa pubblicità abbia destato simpatia o indignazione? Sono tutti schifati. Generalmente tutti schifati. Certo, poi c'è sempre l'intelligentone di turno che deve darmi la sua superiore interpretazione. Non mi cambia, cioè l'intelligentone di turno che deve comunque giustificare ciò che non è ammissibile, a livello di convivenza civile non è ammissibile. Lo lascio nelle sue convinzioni, non perdo tempo. Altrimenti farei pubblicità alla pubblicità, punto. Così Don Natalino, allora noi terminiamo qui questa prima edizione, tra poco come sempre ci sono le previsioni del tempo, vi ricordo che alle 13:40 andrà in onda l'approfondimento dedicato ai temi finanziari, oggi si parlerà di risparmi e investimenti, perché affidarsi a un consulente, spazio anche all'analisi della situazione attuale con l'atteso annuncio della BCE sulla politica di taglio dei tassi. In studio con Alice Montagnier ci sarà il consulente patrimoniale Mauro Schileo. Al termine, alle 14:30 il cinema, I miei giorni più belli, film francese del 2015, non perdetelo. Ringrazio in regia Alessandro Granziera e Simone Merlo, ringrazio voi per averci seguito, l'appuntamento ai telegiornali di questa sera, a tutti un buon pomeriggio. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare, tempo dunque stabile e clima decisamente di stampo primaverile. Vediamo il dettaglio di giovedì 11 aprile. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, tanto sole ovunque come ci mostra la grafica, con cielo sereno o al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature in contenuto aumento, minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese tra 21 e 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato, con cielo in prevalenza sereno, qualche addensamento qua e là, ma senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità dopo il dissolvimento di alcune nebbie mattutine, il tempo sarà ovunque decisamente soleggiato. Temperature minime sugli 8 gradi, massime intorno ai 24. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.